Hey! Cudi Ulisse, cadai all'assari, meglio la morte e non che sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Cudi l'Ulisse, a Tiani cuzza, Luco riscricchia, a pica pica pica, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Lo primo amore, lo feci cutia, e tu scriviusa, ti sta ascoltando a mia, paci facemo, ogni caredda mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio sei tu, l'amore mio sei tu. Cudi l'Ulisse, cadai all'assari, meglio la morte e non che sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Cudi l'Ulisse, cudi l'Ulisse, cudi l'Ulisse. Buonasera Maurizio, ma dico una volta assieme. Scusa, Decidiamo, allora, scusa, dimmi- no, io poggio la chitarra intanto. Anche io. Intanto dobbiamo metterci d'accordo, perché noi diciamo che è un Raccordiamoci. programma serale. Sì. Tu parti con un buongiorno. Però poi c'è gente che può vederlo anche domani di giorno e quindi dice guarda, lo sto guardando in diretta, quindi è lo fai per un escamotage. un escamotaggio. Ma il paroloni grossi Sì, stasera. stasera sono molto... Vedo che la tua cultura si fa sempre di più Sì, ampliando. Ecco, anche va la bene. mia scultura in questo La tua caso. scultura. Allora, Ciao Sciato de Lumecore. Ciao Sciato, a Vito Piero Calandrino da Bologna, Da sì, Bologna. e poi leggeremo tutti i commenti, già ne sono arrivati tantissimi. Che dire, stasera guarda. parleremo
Stasera parleremo noi due soli. Saremo in duo. Sì, questa per cui sera faremo tutta una serata nostra. non abbiamo Maurizio. trovato nessuno e questa cosa Disponibile. Anzi, cercasi artisti per... stasera mi sento molto triste perché Lo sai cos'è? Avevamo annunciato che ci doveva essere un gran, come dice? un gran premio. Un gran premio. Per terra. No, No, per terra no. Evitiamo queste sono invece stasera battute, saremo anche soli. perché rischiamo Allora, il veramente di restare soli. E il problema qual è? Il problema come è che questa faremo? sera abbiamo veramente, come dire, Ora, come dici? degli artisti con la A maiuscola, ma anche con la S maiuscola, perché sono dei grandi artisti siciliani. Artisti quindi, con la S maiuscola, va bene. Artisti con la A come artisti, Ah. con la S come siciliani, grandi. dei grandi Come siciliani. Pino, non ti scusa. posso No, spiegare tutto, poi ti vedi la puntata e le cose le capisci. Ok, Ok? anche così facciamo visualizzazione, dai. Sì, soprattutto per questo. E va bene, che dire? Visualizziamoci. Ma di cosa parliamo questa Però, sera? la regia perché non ci manda... No, cosa dobbiamo Ma non c'è parlare? nessuno, non possiamo provare a caso chi c'è collegato, dico si può fare un Il tentativo. telefono, dove ho posato il telefono? Prova a chiamare a qualcuno, vediamo. Io cerco il telefonino, ma... Ah, già qualcuno si vede, addirittura. Poi c'è anche una razza. Siamo collegati anche con gli con gli Uffizi Uffizi di Firenze. Di Firenze, Ecco, sì. sì. Allora, Dario questa sera è spettacolare, dai. Spero non faccia così anche durante il vostro spettacolo, però ci sta, visto che state portando in giro uno spettacolo interattivo, ma di Ma questo... perché anticipi tutto? Aspetta, di questo ne parleremo quando arriverà Dario. Quindi, intanto li salutiamo in ordine di come? Che ordine diamo? Allora, Di importanza, di età, No, quale di importanza? capelli. Se partiamo per i capelli abbiamo sempre un dubbio. Vabbè, Scusate ragazzi. Possiamo Prima- partire... dimmi. Prima le donne. E appunto, lo stavo dicendo, Ma guarda come ci guarda male Alessandra. Alessandra mi sembra bloccata. Sì. Può essere? Comunque non la salutiamo, speriamo si ricolleghi e quindi intanto passiamo, come dire, Al centro. passiamo al centro. Al Ciao centro, Marcello, maestro e carissimo Paride, ben assai. abbiamo due grandi centrocampisti dello spettacolo Aspetta, tu siciliano. Campiste è bello. non sei al Alessandra, computer. ci sei? Eccomi, Ok. io ci sono. Ok, Ecco. perfetto, quindi manca solo Dario. La Allora, tua Maurizio. sedia c'è tutto, ma non ci sei. Allora, da chi partiamo? Alessandra, partiamo da te perché sappiamo che hai La sedia. pochissimo tempo a disposizione, nel senso per Mi fare chiudi e riapri. il collegamento. Chi c'è? Faride, riesci a fare anche, come dire, a parlare No, perché siamo... no, il bello della diretta si dice. Sì, assolutamente. Stiamo chiamando Dario, cioè stiamo parlando con Dario, Ah, ok. il quale dice: ma io non mi vedo. Lui si vede. Vediamo il suo Lui si vede, però la bellezza è questa. Ma dov'è? Lui cliccato- dice che lui a noi ci vede, ma noi non vediamo lui. No, vabbè, insomma, una roba del genere. Non vediamo lui noi. Ha cliccato sul quadratino sbagliato, quindi magari prova a È ricollegarsi. è tipo Amplifon, cioè sento le parole, ma A non capisco il saperlo, significato. a saperlo potevamo fare le prove prima, magari evitavamo. Esatto, per evitare Certo, questi problemi. certo. Facciamo un pomeriggio di prove. Gli è sfuggita, Oh, non gli è è mai sfuggita un po' capito. questa cosa. Scusate, a Dario dà che è impossibile raggiungere il sito. Ma noi non stiamo facendo archeologia, quindi non parleremo. Ma comunque dai, diamo un consiglio a Dario, ma rimandiamo di nuovo eventualmente il link. Io rinvio e il si link. ricollega. Esatto. Però Ok. se noi continuiamo così, Alessandra già ci deve abbandonare perché alle 10, alle 22 so che ha un grossissimo impegno. Per cui noi facciamo una cosa, Maurizio, se tu sei d'accordo, possiamo mandare un inserto Sono d'accordo. di Alessandra Nella- nell'attesa della sua venuta. Certo, ok. Vabbè, partiamo da questo. Partiamo da questo, dai, Perfetto. e poi parliamo. Se il mondo fosse quello di una volta, mi basterebbe avere la pazienza
e tutte quelle cose, quelle buone, arriverebbero. Se la strada fosse piena di poeti, leggerei solo lettere d'amore scritte dentro aeroplani di carta che volerebbero. Ma l'amore è un miracolo, ho un'eccezione in un mondo perso dentro il suo dolore e non ne vedo più il colore. Ma l'amore è un miracolo, ho un'eccezione in un mondo dove esistono parole, ma poche persone che guardano il sole. Se la forza dei legami di una volta ci insegnasse a non guardare l'apparenza, sceglieremmo di restare, amare ed invecchiare poi. Se nel viaggio poi ci fosse la sostanza che da Alessandra Salerno, per cui Intanto Dario non è arrivato. non è arrivato. Va bene, noi continuiamo. ma sappiamo ci sono questo intervento non è servito a far arrivare Dario. Niente. ma ci sono problemi di traffico per ora e quindi sarà rimasto imbottigliato. Parliamo un attimo di te, poi parleremo del Devo progetto. salutare. Dimmi. Il Io sindaco? sono innamorato di Alessandra Salerno come ok. artista, innanzitutto. Non a caso l'ho voluta fortissimamente in questo progetto qui. E poi devo salutare il sindaco della mia città che in questo momento mi ospita, il mio paese, che è Abbiamo Vito letto il messaggio? Rizzo. Avete letto il messaggio Sì, di sì, è passato Palestrate? sì. Perché io sono un uomo felice da quando vivo a Balestrate in campagna, Belle cose. perché lo sai che noi artisti siamo malocomunati, va, insomma, in qualche maniera. No, non- Il fatto di vivere in una dimensione molto umana, molto semplice, dopo tutto quello che abbiamo attraversato e sappiamo che è inutile diciamo, ricordare, mi dà una gioia interiore infinita, la stessa gioia che provo in questo momento nel condividere questo progetto, questi grandi artisti, perché sono dei grandissimi artisti, veramente eccezionali, e mi viene veramente la pelle d'oca mentre lo dico, perché loro rappresentano in una maniera autentica l'emozione e l'identità della nostra terra. Detto questo mi fermo perché non voglio andare a reti unificate, però vi faccio i complimenti perché non vi conoscevo, cioè vi conoscevo da tanto tempo, siete dei grandi artisti anche voi, ma non conoscevo la vostra invenzione, il vostro progetto che è molto bello, siete Grazie. molto divertenti e anche veramente affascinanti in questa proposta, e vi ringrazio perché è la prima volta in cui si fa un collegamento per parlare di uno spettacolo del quale ancora noi non sappiamo che cosa andremo a fare. Ma il bello è questo proprio, maestro. Però vedo una cosa, maestro, vedo che i tuoi collaboratori in questo caso... Perché ti spiego, Cominciamo questo bene. spettacolo che ha una produzione, e voglio citarlo, che è Mario Fundarotto, nasce Ciao Mario! nasce Oggi fa il da compleanno. un'amicizia. Oggi fa il Allora, compleanno. E oggi fa il compleanno e gli facciamo gli auguri. Nasce Infatti, dalla forza della condivisione e dell'amicizia. Infatti
in questo momento erroneamente è presentato come Palermo a modo mio, ma invece l'uscita ufficiale sarà Palermitani a modo nostro, perché tutti i componenti di questo progetto qui sono tutti di origine palermitana, quindi siciliana, e nasce con questa voglia di condivisione, di partecipazione, di esserci, dove la componente, diciamo, fondamentale sarà il portare dentro tutto ciò che noi abbiamo seminato nel corso delle nostre carriere, i nostri viaggi nel palcoscenico, nei set, nei concerti, eccetera. Mica arrivò Dario Sulis. Dario, sei in anticipo per la puntata di martedì. Scusa, però, si vede Vi voglio benissimo. dire perché vi ho apprezzato nella canzone iniziale di Rosa Balistreri, ma voi dovete sapere che Dario Sulis Non ho capito un cazzo. è uno di quei musicisti che ha veramente fatto i concerti. Ma sai, Cioè, adesso ti voglio fermare un attimo. No, ti voglio fermare. Noi No, io mi fermavo già ora. Ok, noi ci siamo documentati sinceramente, abbiamo visto che questa sera in mezzo ai musicisti che sono lì con te e che sono anche con noi in questo caso, un temperogliare, no, tutti hanno fatto sicuramente Rosa Balestreri, lasciando stare anche il maestro, ma anche la grande Alessandra, una versione anche di Cutelo Dis, e noi ne abbiamo voluto approfittare per dire guarda, anche noi abbiamo fatto. Intanto c'è qualcosa che, ma più cose che ci accomunano, il fatto che siamo siciliani. Sì. Non siamo palermitani, per cui non possiamo rientrare nel progetto del maestro. Però comunque aspetta che non ha parlato Marcello, mi sembra. Cioè Dario è arrivato ora e parlerà, quindi Dario mangia, Maurizio, Dario sta mangiando. il pollo. Intanto volevo salutarvi e Una ciliegia tirata. Wow, che sexy. Ma la regia può mettere una colonna sonora tipo 9 settimane e mezzo per fare cosa? Per Dario. Cioè, Grazie a Salvo Sciascia. sì, salutiamo Salvo. Però vorrei fare solo una cosa. La Cirata, bella. Questa è una citazione, capito? Non c'eravamo arrivati, Dario. Che c'è pure La ciliegia è il frutto più sexy Vero, anche più della della fragola. natura. Infatti, se non ricordo anche male, la fragola, è vero, Maurizio. Adamo è stato Indotto dalla ciliegia. dalla ciliegia di Eva. Di Eva. Sì, va bene. Sì, ma il giardino di Paride è di più. Il giardino di Paride è più ricco. Sì, Il giardino di Paride a Balestrate è più ricco. Ci Ma ti sono posso- i cedri, ci sono i limoni, ci sono le nespole, ci sono i Nespola. frutti della terra. Sì. Lo Che sai, avremo modo E maestro, Mandrecucci è l'unico, di c'è assaggiare. il primo saccheggiatore del mio giardino, perché i limoni non li raccoglie, li svita, fa così. come le lampadine, come le lampadine. ma scusate un attimo e poi faccio parlare voi. Cioè io mi immagino in un futuro prossimo tutti gli artisti a Balestrate, perché Paride è andato a vivere là, Gerardo È Di vero. Liberto è andato, È andato a vivere a là. Balestrate. La Gianfabi Production Vive a Balestrate. quelli di Balestrate vivono a Balestrate. Noi andiamo. No, ti anticipo una cosa che sanno in pochi, ma Monio Vadia, con il quale ho condiviso delle bellissime Balestrate. cose, È di Balestrate. quasi, perché la scorsa estate è stato ospite qui, si è innamorato della nostra, lui era già innamorato alla cittadinanza onoraria di Palermo, Ah, ma è stato qua ospite a casa in campagna e ha deciso di vivere anche lui almeno la metà della sua vita a Balestrate, perché dice che questa zona della Sicilia è una zona dell'anima. Siamo È d'accordo. vero. Questo io mi Siamo fermo. d'accordo. Va bene. Basta dire il facciamo così. paese dei tramonti. Sì, vero. Facciamo una cosa, E ho Alessandro, detto tu tutto. Alessandro, hai qualcosa da dire perché di perché Balestrate, fra Dario, no, voglio capire Nino cosa Agrusa. Lo conoscete Nino Agrusa? Agrusa? Certo. Nino. Nino Io sono Agrusa. con Nino. Ah, tu suoni con lui. Con Enzo ok. Rao. Comunque Ok. vi anticipo che comunque questo
palermitani a modo nostro, sarà sicuramente in quest'estate, a Dio piacendo, Balestratese. Questo lo posso dire, perché in quanto consulente anche di Balestrate per l'aspetto culturale e Minchia, artistico, funzionava a Balestrate, andiamo a suonare, scusami. almeno una cosa la Allora, ragazzi, permettete un attimo solo, perché Quindi la prima sarà sicuramente a Balestrate. la prima sarà, ma la No, prima no. che sta... No, Maurizio, No, mi deve fare un piacere, scusami, No. scusami maestro Paride, dobbiamo dare voce a Alessandra, che Sì, alle ma io 10 questo volevo dire. se ne Alle va. 10 se ne va, è in minoranza, siamo 5 Uomini. uomini o presunti tali. Come Dico- presunti dico, tali? non so, dico ognuno. Io però dietro Dimmi, di te dai. vedo una signorina. Cosa? Dietro di te vedo una signorina. Ah, è Belen, però stasera non parla. Ma se ti togli la testa c'è scritto che lei passa. Sì, Comunque, c'è- Alessandra, veramente, dai, parliamo un po' di te, perché Solo un sennò- attimino con Alessandra e poi continuiamo. Ma c'è anche Marcello che se ne va, Sì, quindi- sì, ma tutte e due allora, scusate. Tranquilli. Parliamo. Allora, abbiamo visto il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo videoclip. Intanto ti faccio i complimenti. Complimenti veramente. Guarda, Grazie. c'ho la pelle, nel senso che Meno male. Luca c'è la Paride. no. Tu c'hai la pelle, ma Luca c'è la Paride a Balestrate. Ah, ok. Va bene. Questo è uscito di recente, questo video, perché ho intravisto anche all'interno intanto delle mascherine indossate, quindi sicuramente è un brano che, come dire, Sì, hai partorito sì. in questo periodo o era stato già scritto prima ed è stato presentato ora? No, allora il brano l'ho scritto prima, non l'ho scritto durante il lockdown. La quarantena. Però è il brano che chiude il mio progetto discografico, il mio ultimo singolo. E quindi ho deciso di fare questo videoclip proprio in lockdown. Ok. Scusate, forse c'è un problema di C'è un problema. Sì, ci fai un po' impressione come parli. Comunque una cosa, se eventualmente cerchi di ricollegarti gentilmente, noi parliamo con il Marcello, E così vediamo così di... vediamo di sistemare un po' Allora la situazione. posso fare due mentre Alessandra tenta di migliorare la connessione, posso fare due considerazioni brevissime. Considera. Grazie. Allora, la prima era, volevo proporre a voi e a tutti coloro che ci seguono, ma a tutti No, gli umani, un brindisi alla ripartenza. Ma noi dovevi dircelo prima. Vabbè, Gli brindi tu solo Ma così. io per rispetto non bevo. Alzo il calice ma non bevo. Ok, io alzo un scecco che è il nostro portafortuna e quindi come dire, Va bene, va benissimo. Ok, va bene lo benissimo. stesso. Alziamo Quindi, qualcosa. Cin, buona ripartenza. Speriamo che questa serata sia foriera, appunto, di una serie di eventi positivi, belli, di buon auspicio. questo Wow, c'è- E ora quindi di ci bene. proiettiamo Non lo pari nel questo futuro con parato, questo brindisi. L'altra considerazione che volevo fare è che secondo me dopo Yesterday dei Beatles, Cutiludissi è la canzone più cantata in tutto il mondo. Io credo che Ci sto sia di nuovo. vero. Io credo che sia vero. Abbiamo visto, ok. Allora, vediamo Alessandra un attimo. Alessandra, quindi stavamo Eccoci. dicendo che questo ultimo tuo singolo, diciamo, racchiude, stavi dicendo, Quest'ultimo Allora, sì, diciamo che questo ultimo singolo completa questo mio primo lavoro discografico, che è l'album che ho Ok. appena stampato. ah, E si chiude quindi un capitolo. Per chiudere questo capitolo ho deciso appunto adesso di fare questo video coinvolgendomi a casa e facendo questo valzer, un po' un singolo che è una volta che non si usa più, perché chi è che balla più? Cioè, balla più. Quindi durante il periodo del lockdown
in cui eravamo chiusi a casa, abbiamo passato momenti difficili che sappiamo. Siccome mi è capitato di suonarla live un paio di volte nei miei concerti in streaming, e allora mi è successo che avevo veramente una grande richiesta, mi chiedevano ma dov'è, dove la possiamo trovare, ancora non era fuori, non era neanche su Spotify. Quindi con la mia etichetta, con i ragazzi di Almendra, che sono palermitani, li saluto, abbiamo deciso di farlo uscire a prescindere da tutte le dinamiche discografiche possibili e immaginabili o promozionali, anche perché diciamo un po' le regole del gioco in questo momento valgono e non valgono, quindi Sì. era più importante mandare un messaggio, far uscire la canzone che pensare a strategie. E quindi il videoclip però non lo potevo fare realmente e ho di farlo proprio con le persone a casa. Però forse Quindi faccio da parte dell'Italia. diventa secondo me Sì. anche un punto di forza comunque, perché il brano è bello ed emozionante di suo. Anche delle scene comunque di vita quotidiane molto semplici secondo me arrivano anche al cuore della gente, perché comunque è un periodo che abbiamo vissuto tutti e sicuramente non dimenticheremo tanto facilmente, questo è sicuro. Guarda, su di te io ci sono, veramente non sappiamo Da dove cominciare? da dove cominciare, ma comincio solo che dirti che sei una bellissima risorsa per la nostra terra. Grazie. Perché guarda, qua ho visto The Voice, New York, tantissime esibizioni in tutto il mondo, hai fatto anche Google Camp, non so come si dice, Camp. Qual è Camp, Pino, hai visto? Tu mi dici Camp. Tu devi fare sempre una telefonata prima di parlare. Ok, ora ti chiamo. No. Ne hai fatti diversi con artisti anche importanti, anche con Piero Pelù, dico, c'è veramente da dire tantissime visualizzazioni sui tuoi social, tantissimi fans che ti seguono, quindi diciamo sopra questo punto di vista ci sono tante cose da dire, ma io amo sottolineare questo, che in questo momento la cosa importante è rimarcare comunque la sicilianità l'appartenenza alla nostra terra. Questo è fondamentale. Assolutamente, è fondamentale ed è secondo me quello che ci rende forti, perché siamo 4 artisti diversi, però ognuno di noi comunque ha il proprio mondo, ha le esperienze all'estero, nazionali, insomma, però la nostra forza è proprio questa, è il nostro al territorio, origine. Io dico sempre, per quanto riguarda me, quando mi chiedono ma la tua musica, il tuo folk, perché tu suoni uno strumento americano, però sei una cantante gospel, però quando eri piccola facevi Rosa Bristreri, ma insomma, ma chi sei? Ma è un insieme di cose. Intanto è un discorso di blues. Sì, le tue origini sono blues, no? Cioè, sì, ma il blues Ma è anche la il musica folk. del sud del mondo, Sì, perché sì. sì, il blues e il folk è la musica proprio del sud Dei del popoli mondo, quindi è la nostra musica. Sì, molto spesso il blues viene accostato alla sofferenza comunque, perché nasce dai campi, se non ricordo male, la musica blues, dalla sofferenza degli uomini di colore, mentre raccoglievano il cotone. Permettimi, È un sentimento estremo, o di grande gioia, o di grande tristezza, o di grande sofferenza. Sì. Possiamo dire un po' come siamo noi siciliani, giusto, maestro Marcello? È vero, benissimo. I brasiliani hanno la saudade, gli americani hanno il blues, noi che abbiamo? Come si chiama da noi questi sentimenti? Da noi è la musica folk popolare. No, ma come si chiama? Per la Da nostra- noi- vabbè, certo. Sì, ma come si da chiama? noi si chiama quando mi cercate non mi trovate. Non mi trovate. Dobbiamo coniare questo. Alessandra Salerno è una grandissima artista. Troppo buono. No, io alla mia età dico quello che penso. Paride, visto che stai parlando e di me ne assumo- Alessandra, E me ne assumo tutta la responsabilità. Alessandra è una finestra siciliana
aperta sul mondo. È la Sicilia che parla in questo nostro nuovo mondo, che ovviamente il mondo che abbiamo conosciuto è terminato, è finito. Adesso ci accingiamo a vivere un nuovo mondo. Io per questione generazionali vivrò quello che mi resta da vivere. A Balestrate comunque. A Balestrate comunque, me lo auguro con tutto il cuore. E in questo mondo globalizzato, in questo mondo così sempre più piccolo, la cultura, l'essere artisti, significa semplicemente raccontare la propria vita, raccontare quelle scaglie di verità che ci appartengono. Alessandra per me è un autorevole rappresentante di questo che sto affermando, così come lo sono i miei amici più navigati, Andreucci e Sulis. In questo nuovo Grazie nuovo mondo, in questo nostro nuovo mondo, Marcello è un treno, è travolgente. È un treno. Quello che lasciatemelo dire, perché almeno abbiamo questo vantaggio di parlare in questo nostro nuovo mondo, al quale abbiamo la fortuna di partecipare. Quello che conterà saranno le nostre piccole scaglie di verità. Un tempo noi, per esempio nel teatro, rappresentavamo Molière, Shakespeare nella nostra lingua, e oggi il mondo, secondo me, e soprattutto in questo momento così difficile, in cui la cultura può ridisegnare un'ipotesi di nuovo approccio, quello che conterà è veramente la verità delle proprie identità, senza limitazioni, perché il fatto che si viva a Balestrate, ad Alcamo, a Blufi, a New York o a Parigi, oggi ha una rilevanza relativa, perché quello che conta è veramente saper condividere, saper comunicare, saper arrivare al cuore degli altri, alla gente, parlare, perché il pubblico, il nostro pubblico è molto più intelligente di quello che noi immaginiamo, sa riconoscere la verità, non la verità assoluta, ma le scaglie di verità. Questo progetto che noi con umiltà stiamo portando avanti nasce proprio da questa voglia qui, da questa voglia di raccontare ciò che ciascuno di noi è comunque testimone sia nella propria vita, sia personale, sia nella vita collettiva. E questo è quello che noi dobbiamo donare, condividere con gli altri, perché il segreto del nostro successo è la gente che viene ad apprezzarci, che ha nostro affetto, che vuole stare con noi. Questo è il vero valore del nostro lavoro, è il vero senso del nostro lavoro. Io ho scelto loro uno per uno, perché con ciascuno di loro, soprattutto con Dario, con Lucio, ho condiviso tante cose. Con Alessandra niente o quasi niente, però è un artista che io apprezzo tantissimo, perché è un'energia universale per me, e quindi io ne sono onorato di poter condividere insieme ai miei amici il palco insieme a lei. E visto Questa che è la mia parliamo di verità. Alessandra, maestro, visto che L'onore è parliamo mio. visto che parliamo di Alessandra, che ruolo avrà all'interno di questo spettacolo? Ci puoi anticipare qualcosa? Nel senso... Ma lei è un terzino. Un terzino. Ecco, poco fa parlavamo di Lei è centrocampo. Ok, un terzino destra o sinistra? Su quale ruolo? Destro. Se ci puoi anticipare qualcosa, nel senso... Lei reciterà, Guarda, pure insieme a voi, canterà, guarda, attingerà al repertorio siciliano, andrete a con braccio, Alessandra, ok. Allora, con Alessandra ci inseguiamo da tanto tempo, abbiamo sempre espresso entrambi il desiderio di condividere insieme la scena. È accaduto in un contesto, eravamo al Teatro di Verdura,
in cui lei mi disse mi farebbe piacere stare con te, io ho detto io ne sarei felice di più. E quella stessa sera io dissi guarda, se tu vuoi noi stasera facciamo una cosa assieme. Ma che cosa? Non ti preoccupare, tanto gli artisti parlano la stessa lingua. Abbiamo improvvisato tutto, è stato uno dei momenti più belli della mia carriera, ma lo dico con convinzione di causa, esistono pure dei video. Ma a dimostrazione del fatto che noi artisti, cioè noi che viviamo di sentimenti, viviamo di desiderio di amore, di desiderio di dolcezza, di comunicazione, quando andiamo sul palco siamo nella nostra dimensione ideale. Questo ne ha bisogno la gente, ne ha bisogno la vita, perché il teatro, tutte le azioni artistiche, le sue componenti possano essere teatro, musica, danza, cinema, qualsiasi cosa, ha la necessità di incontrarsi con gli altri per riflettere, per emozionare. E quando noi andiamo sul palco, in effetti è questa la nostra missione. Io li conosco tutti loro in maniera, diciamo, forte, e quindi so che non abbiamo bisogno di tante parole, noi ci dobbiamo ascoltare con gli occhi. E quando saremo sul palco assieme, perché questa è una necessità, diciamo, del progetto, vogliamo lasciare spazio al sentimento, alla verità, alla improvvisazione, come diremmo tecnicamente, perché quando uno ha una vita da raccontare, ognuno di noi ha una vita dignitosa da essere ascoltata. L'artista lo fa con il mezzo che ha a disposizione, sia esso uno strumento, sia esso una voce, sia esso un corpo. Lo fa con questo linguaggio qui, questo è il linguaggio di comunicazione. Quando questo è libero ed è vero, è meraviglioso e accade sempre, come dire, la grande magia della vita, come direbbe Edoardo De Filippi. Questo è il nostro progetto. Poi se la gente sarà con noi, noi ne saremo felici. Noi ci metteremo dentro tutto quello che abbiamo dentro, con semplicità, con verità, con forza, con onestà. Questo è quello che noi vogliamo fare. Una domanda. Come per ora significa voi vi vedete per fare le prove? Cioè avete un punto Assolutamente no. Quindi state... Noi ci vedremo... Per la prima volta? Noi Ci stiamo Siamo in vedendo ora. quarantena ancora. Io ti racconto un particolare. Guarda, vi racconto brevemente. Cioè, allora è grazie a noi che vi state vedendo tutti insieme questa sera. Bravo. Spettacolo. Ecco perché la Gianfabi, ecco perché la Gianfabi. Perfetto, perché? Allora la Gianfabi un aneddotissimo. Come sai, io appartengo a una scuola palermitana che è stata fatta da Scaldati, Burruano, c'è tanti altri, Licata. Libassi. Nel 1990 Libassi, Maurizio Licata stai dicendo? Salvo Licata. Nel 1997, la faccio brevissima. Sì. Insieme a Burruano e Sperandeo noi facciamo uno spettacolo che si chiamava Nofrio, Virticchio e la peste a Palermo, che oggi sarebbe attualissimo. Sì. Per la peste a Palermo, oggi sarebbe un Covid a Palermo. Noi andammo in scena, ve la faccio brevissimissima, senza avere mai fatto un giorno di prove. Ok. Mai. Abbiamo fatto una sorta di jazz teatrale. Questo spettacolo lo replicammo per circa 3 anni insieme a Burruano e Sperandeo. La gente che vide diceva nessuno credeva mai che quel testo fu scritto dopo 2 anni di rappresentazioni. Era il periodo in cui sia Burruano che Sperandeo erano stati i protagonisti dei 100 Passi. Io avevo fatto la fiction su Rai 1 di Padre Pino Puglisi
e andammo in scena in questa maniera, e vi credo che Dio mi castighi se io dico una sola menzogna in tutta questa storia. In questo progetto qua invece che noi stiamo andando a fare è un po' lo stesso sentimento, è la voglia di sapere che noi siamo in grado di poter condividere e di poter trasmettere agli altri qualcosa, se noi siamo in sintonia. Ok. Questo il nostro lavoro è questo, quindi voi avete in questo momento un ruolo importantissimo, perché è la prima volta che ci riunite tutti e quattro. Ma noi, Di questo ne siamo- vorremmo avere Non invece il vedo, piacere- non vedo più Mandreucci. Mandreucci queste non ha, casate non ha fa voluto far parte No, di sai questo- cos'è? del progetto, hai visto? Mandreucci più che Come sta oscurato, più che oscurato si è imbiancato. Si è Ma imbiancato. è bellissimo perché Mandreucci Adesso- gira il telefono, si muove, No, si io- alza, Io fa non di so- tutto. Lo Non sai, tocco Ma non c'è niente. così nella vita. Come no? Guarda, uno Guarda, spettacolo, lenzuoli davanti, cioè non si fa mancare. Marcello, Ma ti vi si vede giuro, obbligato. che non non ho idea. vabbè. Vi sveliamo anche un segreto, vi sveliamo anche un segreto che non sa nessuno a parte noi. Lo sapete cosa fa Mandreucci con i libri? Quando voi regalate i libri a Mandreucci, non si no, dicono no, queste, queste non cose si vanno dicono queste, dette. non si dicono. li utilizza per regolarsi l'iPad, le mette sotto, mette i CD, apre i CD, cioè in base a Allora, quello che... Maurizio, Io già ho i miei problemi, non vi pigliate il gioco di me, perché già è difficile pilotare questa diavoleria. Comunque, eccomi Io qua. sono Alessandra, la Scusa, pubblicità no, non si può fare, Alessandra. sì, Alessandro, Tu fai pubblicità, guarda, pubblicità in diretta. sei un influencer, Sei un Alessandro. guarda, Solo Coca si legge però, solo Coca, la allora, Coca è allora universale. invece vorremmo parlare un po' di Mandreucci. Marcello, se stai fermo 2 giorni... Ecco, adesso arrivo. Sì, ok. No, le mani, metti le mani dietro la... Io volevo dire solo al maestro Paride. Ragazzi, io Ma vi Paride, volevo se- dire che devo Il maestro lasciarvi. Pattimo è andato Ah, pensavo fossero cresciuti i capelli a prendere Paride. una cosa. Ah, ok. Alessandra, sì, sappiamo della tua, purtroppo. Alessandra, ci saranno, Sì, spero, altre occasioni, magari parliamo un po' più di te, Faremo come uno meriti. Con special. piacere quando volete. Ok, grazie, è stato un piacere conoscerti. Intanto buon lavoro. Buone cose, Ciao a presto. ragazzi, infatti perché Ciao. purtroppo... Ciao Ale. Tranquilla. Ciao. Allora, vogliamo parlare Ciao un po' ragazzi. Ciao. Ciao Ale. Ciao, grazie. Marcello, vogliamo mandare un video di Marcello? Sì, L'ultimo lavoro parliamo di Ma Marcello. intanto... dai, magari. Ah dai, almeno questo. Volentieri, che avete a disposizione? A disposizione abbiamo Ma l'ultimo quello fatto 20 anni fa. videoclip che hai fatto 20 anni fa. 20 anni fa. Grazie, lo vedo con piacere. allora. Amiamo pescare nelle cose recenti. Nel ok. passato. Come? Prego. Nel passato. Nel Avete passato, facoltà. nel passato. Se la regia regge... Ah. Siamo a menzione più bella da carta geografica. Siamo un destino e un mistero, chi fa di sta terra un eterno picchino. E la storia che torna e ogni botta che aggiorna, la testa fa sempre la stessa domanda. Siamo come un'incognita fissa economica, ma manco l'avessimo scritto, una mappa genetica, però ricchi di arte, siamo gente che parte, abituati per secoli a essere forti. Siamo figli di tante paci e di tante pagiuna. Siamo tutti colore del mondo, siamo la terra e la luna. E oggi pensiamo all'Europa, pensiamo a domani. Siamo siciliani. Siamo luciato di core e lo chianto di Demetra. Chi
nini di santi, di pupi, regini, briganti, poeti e lacchè. Siamo l'acqua ed sale, siamo pesci in mare, siamo tutti di sonni che si possono sonnare. Siamo la luce e lo sole che annorba l'anima. Lì 100 passi di essere una terra libera. Siamo vento e banneri, siamo sangue e parole, siamo tutti di morti lasciati morire. Siamo figli di tante paci e di tante pagioni. Siamo tutti cura del mondo, siamo la terra e la luna. E oggi pensiamo al mondo, pensiamo a domani. Siamo siciliani. Siamo siciliani, 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 siamo siciliani. Siamo figli di tante paci e di tante pagioni. Ha cambiato posizione. Mamma, ma ti sei Alla pure destra, spostato alla destra, però Dario è rimasto sempre lì. Dario è rimasto sempre lì. Allora, Marcello. Paride ha cambiato, Paride è sparito. Paride si trasforma, un trasformista. Ragazzi, ma la cosa Intanto bella... Grazie davvero. Ma di cosa? Grazie a te, Marcello. Grazie per aver riproposto il video di Siciliani che abbiamo tirato ad Enna con il mio coautore, con il mio totale che è Marincudine. Siciliani è una... Che noi salutiamo. Ecco, lo salutiamo, speriamo che ci segua, che in questo momento. Dicevo, Siciliani che è un inno, è una canzone d'amore che è stata accolta benissimo dai siciliani e siamo davvero molto, molto grati a loro per questo. È una canzone che cerca di raccontare, no, la nostra identità, appunto i siciliani, non con i soliti stereotipi, non raccontando una Sicilia di maniera, ma facendolo attraverso la sua bellezza, non soltanto dei luoghi o dei monumenti, ma anche con la necessità, con la voglia, con l'importanza di essere protagonista sociale e culturale nel bacino del Mediterraneo. Intanto ti arrivano i complimenti, Che dice, grazie, che dice: siamo figli di tante pace e di tante padrona, siamo tutti cura l'umunno, la terra e la luna, e oggi pensiamo all'umunno, pensiamo a domani, siamo siciliani. E voi lo sapete perché girate il mondo, siete stati, avete un po' visitato, raggiunto, visto un po' tutte le comunità, no? Che sono tantissime dei siciliani in tutto il mondo, e quindi non potrete, secondo me, che condividere il mio pensiero, Peppe. Ma già io, guarda, il fatto stesso di sentire cantare questa lingua, sentire cantare, è vero, o anche la ricercatezza della parola, dico io, chiuscitta, che bello, perché è solo un modo di parlare che abbiamo noi. Molti amano la nostra musicalità, anche se molto spesso la musica siciliana viene, o la lingua siciliana viene additata come una lingua dura, un po' stretta. Io ti dico invece che è molto musicale, e molto spesso il nostro modo di pronunciare le cose è difficilissimo per gli altri, ci provano ma non ci riescono. Per anni ci siamo vergognati della nostra lingua, o perlomeno ci hanno fatto credere questo, ma io dico... Io non posso che essere d'accordo con te. Io posso aggiungere soltanto questo: il siciliano, la lingua siciliana era già dentro di me, io la sentivo, ma questa, come dire, questa deviazione anche musicale da parte mia verso il siciliano io la devo proprio a Paride, con cui ho fatto davvero tantissimi spettacoli. Credo corresse l'anno 1999 quando abbiamo fatto il primo spettacolo. Sì. Massimo Melodia. Esattamente, bravo, ci stavo arrivando e grazie Dario per questo. In realtà ho detto era dentro di me perché io ho cominciato a cantare in siciliano credo che fosse l'inizio degli anni 80, e quindi collaborando con un grande autore che ricordiamo, non è più
con noi da qualche anno, però è stato, come dire, un cantautore siciliano alternativo, ante litteram, no? Lui era già avanti negli anni '80, io ho avuto la possibilità, l'onore di collaborare con lui allora e poi dicevo, ho incontrato Paride lungo il mio percorso e a lui devo questa riscoperta, un po', questa ulteriore come dire, questa ulteriore possibilità di giocare con la nostra lingua. Una domanda, una curiosità. Io non conosco, Sì. perché tu sei un artista poliedrico, canti e suoni, si può dire, in tutte le lingue Ma e sai tutti, perché tutti i generi musicali. Quanti brani hai scritto in siciliano? Sono all'incirca una quindicina. Hai mai pensato di racchiuderle in un CD, cioè lasciare una comunque L'ho una... fatto in realtà tu non lo sapevi, come dire, ma ok. fanno parte di questo lavoro di cui Cioè di l'ultimo questo tuo lavoro album. quindi racchiude... Tasto dolente questo. Esattamente, Racchiude... di cui Mario Incudine è proprio il produttore. Ok, belle cose, perché ripeto, io ti ho sentito cantare dai Beatles a Nino D'Angelo. Come Nino Ma sai D'Angelo? perché? No, Come Nino perché, D'Angelo? No, che noi abbiamo qui. Che noi perché abbiamo... appartenga ad una generazione Sì, che ha sì, avuto sì. tanto da questo Sì, punto di vista. gli anni In 60 e gli realtà, anni 70. un po' come Dario, no? Io ho avuto, guarda, nello stesso tempo la mia generazione ha avuto i Beatles, ma ha avuto Modugno, ha avuto Dylan, ma ha avuto De Gregori, ha avuto i Pink Floyd e ha avuto Rosa Balistreri. Insomma, pensa un po'. Che Sì, abbondanza. E adesso Come- io immagino questa straordinaria versione di Siciliani con le percussioni di Dario Sulis e la voce Grazie, di Dario Paride. Sulis, che secondo me sarà una cosa straordinaria con Alessandra Salerno. Io se vuoi porto nel frattempo Spaitu Ghiacciuole nel pubblico, faccio qualche cosa del genere. Però Ci con questi organizzeremo. tre grandi musicisti, no, io anche Dario è un artista veramente che io amo tantissimo. Noi Con cui ha abbiamo, fatto Grazie. no, abbiamo ma qua il è suo la verità, curriculum, no, praticamente è interminabile da quello che io... Cioè, è bravo. è un'enciclopedia 4 cani, neanche 3. Neanche tre, di più. L'unico che ha messo nel suo curriculum sbarazzo magazzini e di sbrigo pratiche sono io. No, guarda che noi facciamo anche... Anche oltre. abbiamo già... dobbiamo Ormai fare si un fa tutto trasloco. online. Sì, no, ma noi anche di presenza. I traslochi li facciamo di presenza. Marcello, scusami così, so che poi tu devi andare e restiamo in quattro. Puoi restare comunque. Diamo anche Marcello. un po' voce a Dario, che è stato veramente Ma ci mancherebbe. gentilissimo. Con vero piacere. Si è fatto attendere, però quando c'è stato non ha parlato. Quindi Lo accogliamo con gioia. potevamo mettere una foto di Dario e la gente non se ne accorgeva. Dario è uno che dice parla picca, ma quando parla ancoccia. Allora ci Vero, aspettiamo- vero. ci Allora, aspettiamo questo Marcello, come si chiama il tuo ultimo lavoro? Raccontaci Si chiama- un po' tutto tu. Si chiama Born in Sicily. Born in Sicily, il Proprio in titolo- virtù, volevo racchiudere nel titolo un po' quello che abbiamo detto prima, il fatto che io ho avuto la fortuna, perché gli artisti sono sempre in movimento, e allora io per un fatto generazionale appartengo a quella generazione degli anni 60, ai Beatles, la fine degli anni 60, quindi tutto quel movimento musicale che fa riferimento al folk, al rock americano, e poi invece, come dire, con la scoperta successivamente della canzone d'autore italiana, quindi con veramente i grandi nomi, i grandi riferimenti che esistono ancora oggi della canzone d'autore italiana. E Ma poi tu mi avevi Dimmi. proposto un tempo i quota 100 perché eri del 23. Io avrei Mi voluto dice che- parlarne adesso, Tu però mi hai visto detto, che hai ora- preso Ora l'iniziativa, ti sta vai ammucciando avanti tu. l'anno.
Allora, finisci Marcello. Dai, finisci Marcello. No, vabbè, c'è poco da aggiungere, ho finito, bene o male, quindi ti dicevo che in realtà poi, grazie anche a Paride e all'incontro con Mario, ho scoperto un po' il piacere di approfondire, come dire, di indagare ancora e quindi di restare un po', diciamo, da queste parti. E questo è bellissimo. Quanto tempo sei stato in studio, Marcello, per completare In studio l'album? in studio sono stato, diciamo, è un disco che ho fatto in fasi diverse, non in unica soluzione, Sessione, quindi diciamo, sì, bene o male nel tempo di alcuni mesi, quasi un anno. Ah, addirittura. E ho registrato in diversi studi, perché la caratteristica un po' di questo lavoro, di questo disco, è proprio la condivisione. In realtà io ho condiviso, quindi ho duettato, ho accolto, ho invitato, insomma, una serie di artisti del territorio con cui io mi sono già in precedenza misurato, insomma, comunque una serie di artisti che io stimo moltissimo. C'è anche Alessandra, c'è Paride, c'è Giuseppe Mirici. Io adesso come dire, sono talmente tanti, mi fermo qui perché ho paura di dimenticare tutti gli altri, ma sono veramente tantissimi. Questo CD si può trovare già su... Questo CD ancora non è uscito, lo devo non è presentare. uscito. È stato presentato solo il perché... singolo? Un singolo che soltanto il singolo, perché ci siamo fermati di forza per il Covid, no? Per la quarantena. Un po' nell'incertezza abbiamo ovviamente bloccato il lavoro e adesso ci stiamo organizzando per fare in modo che possa avere possa fare il suo viaggio adesso. Come è giusto che sia, un giusto merito, è come merita. È come merita. Allora siamo ansiosi, la mia era giustamente una domanda, come dire, provocatoria, ma hai risposto. Siamo ansiosi di sentire questo tuo CD, questo tuo ultimo lavoro. Speriamo, possa essere fatta una grande presentazione e noi avremo il piacere di esserci. Se ti fa, ovviamente sì, ovviamente siete piacere. Invitati. Io mi auguro di sì, mi auguro che abbiate un momento, che abbiate, insomma, il momento lo troviamo, liberi da impegni. Il momento lo troviamo, speriamo appunto che succeda un po' per tutti, ma riusciamo a capire. Ringraziamo Salvo Cambria, che è un attore con il quale ho condiviso alcuni film che io conosco e saluto, ovviamente, che saluto anch'io. Noi non lo conosciamo, ma lo salutiamo, ci fidiamo di voi. Dicevo solo questo e chiudo così. Il maestro Marcello ha degli impegni musicali, fra l'altro, giusto maestro? Sono musicali, ma sono, come dire, è un momento musicale che fa parte di quelle iniziative che sono molto, diciamo, hanno proliferato durante il periodo di quarantena. Ok. Quindi a casa, no? Ognuno a casa propria. Ok, ti volevo dire questo. Sappiamo cosa significa passare tanti giorni, tante notti, tanti mesi in studio di registrazione, quindi ti auguriamo veramente che tu possa, come dire, coronare in questo momento, in realtà, partorire, magari cambiamo. In realtà abbiamo veramente lavorato, abbiamo faticato molto, abbiamo lavorato moltissimo per come dire, per portare a termine questo obiettivo. Adesso siamo pronti, siamo davvero nella fase finale, quella della stampa e della pubblicazione, quindi quanto prima spero che questo 2020, in parte da dimenticare, sia foriero anche di positività e di cose, di novità. Certamente. Maestro, tu sai noi quanto ti vogliamo bene, quanto ti stimiamo, quindi ti facciamo veramente un grosso in bocca al lupo per tutto, ma anche un grosso in bocca al lupo per questo progetto che porterete avanti tutti insieme. Maurizio, grazie Calandra. Grazie per esserci stato. Ovviamente. Grazie per l'invito, io sono felice di aver passato questo tempo con voi. Ci vediamo presto, io so che comunque... Ma dillo, Mandreucci. Dimmi. Dillo.
grandi Calandra e Calandra, lo puoi dire? Grandi sì. Calandra e Calandra. 60 e 50, guarda. Raggiungiamo quota 110. 110, il bonus, scatta il bonus. Va bene, buona serata Va bene, allora, datemi grazie, la a presto. possibilità di abbracciarvi allora, vi abbraccio. Buon Due abbracci da proseguimento. parte nostra. Grazie a tutti voi, grazie ai miei compagni di viaggio, grazie a Mario Fundarotto che ci sta seguendo, grazie anche a Dario. Ci sentiamo presto. Ciao. Ok, Ci vediamo ciao, domani. ciao, ciao, ciao. Ciao. E ora come per magia cambia nuovamente stasera. Però Dario ora si vede come Dario dire, ora deve essere partecipe. come Possiamo merita. farti uno scopone. Allora Dario, visto che tu non hai parlato, io ora mi sdraio qua a terra, tu puoi raccontare tutto quello che vuoi. No, ma io non sono uno di poche parole. Però come ha detto il maestro, Non quando sono parli... uno, diciamo, spigliato come Mandreucci, come Paride. Non Però si Non è dice- vero, Vero? non, Ah, non non è, è- non è vero Io ci credo assolutamente. poco, io ci credo poco. Dario, Allora, Dario, bravo, Dario è una persona che va stimolata, perché sì. Aspetta. è un Maestro, grande maestro. serbatoio. Ah, aspetta, È un perché grande serbatoio di tante emozioni, di tante cose di teatro, ha lavorato infinitamente, cioè, è un patrimonio della nostra terra. Lui tiene sempre un profilo basso, lo sai perché ci credo? apparentemente, No, no, come no, le no, grandi no. come le grandi persone, come le grandi personalità, le grandi identità. Lo sai Cioè, perché ci credo, lui- maestro? Perché su di lui trovare informazioni, foto, difficile. cioè è difficilissimo. Eppure, cioè io ho visto qua veramente che ha un curriculum incredibile, Invidiabile. è invidiabile, ma per trovare una foto lui da solo, ad esempio. Approfittane ora, Maurizio, facciamo una foto ora. fai uno screen, almeno ce l'abbiamo per Esatto. ricordo. E anche come informazioni non girava tanto. Io, come dire, non mi sono permesso, ma poi ho visto che... Vabbè, io mi sono permesso invece di guardare e vedere qualche cosa. Mi ricorda qualcosa come qualche frutto di mare. Frutto di mare. Ah, le accelle. Le cozze. Ah, le cozze. no, le cose. Le E ad cose. Alcamo abbiamo Bravo, suonato. bravo. Ma tu cosa hai suonato? Bravo. Cosa hai suonato tu ad Alcamo? Io ad Alcamo ho suonato con le cose, ho suonato Ma quale strumento? No, le cozze. Aspetta. la batteria, E tu, con le cose io la ti... batteria. e tu lo sai che io ti ho prestato un rullante ad Alcamo, ti ricordi di questo particolare? No, assolutamente. No? Grazie comunque. No, non me lo non ricordavo. mi ricordo che problemi avete avuto quel giorno. Avete suonato in Sì, Piazza mi ricordo Ciullo, in piazza. in Piazza Ciullo, Sì. e all'ultimo Sì. minuto avete avuto un imprevisto, mi hanno cercato che vi serviva un rullante e quel giorno te l'ho portato io. Fra l'altro mi avete omaggiato Modella accendino, poi di un insomma. CD vostro Eh, e quindi adesso si collegano È stato tante- un po' di tempo Sì, fa. quando avete suonato ad Alcamo, e devo dire che avete fatto un repertorio sulla falsariga di, diciamo, di oggi di Elio e le storie tese, Sì, sì. ma musicalmente Molto in. molto No, vabbè, accattivante, molto bello quello che portavate in giro. Fra l'altro giocavate anche con l'ironia, mi ricordo quella che era tu Bombolaro, qual era? Bombolaro, sì. Bombolaro, sì, sì. Spettacolare, spettacolare. Quindi Un eventualmente, gruppo, diciamo, che ha fatto storia a Palermo. ma non solo a Palermo, penso, avete girato. No, devo dire che purtroppo non abbiamo avuto mai grande successo fuori, anche perché gli altri non facevano questo di lavoro, quindi per loro era più un gioco e quindi non abbiamo mai preso il volo. Potevate Abbiamo essere una soltanto- bellissima realtà. Abbiamo fatto soltanto, abbiamo partecipato al Maurizio Costanzo Show perché per un periodo abbiamo collaborato con Paolo Pietrangeli, che era il regista del Maurizio Costanzo, quindi abbiamo fatto degli spettacoli con lui a Roma, ma poi alla fine siamo morti sempre in Sicilia comunque. Però insomma avevamo un buon successo di pubblico, i dischi li vendevamo tutti sempre, insomma è stata una bella esperienza. Sì, posso confermare, perché io quella sera poi ho assistito al concerto, vi ho conosciuto e scoperto così. sì. Ai tempi non c'erano i social, quindi
come dire, No, o li vedete figurati. live, sì, sì, o li o vedete. live o comunque non ci sono tanti ricordi, nel senso come riprese, come fotografie. È ovvio che Sì, c'è no, una parte della storia c'è musicale. c'è qualche video che gira, è antico, che ha avuto un sacco di visualizzazioni, perché chiaramente avevamo un pubblico trasversale, il nostro pubblico andava dai 10 anni ai 70. Sì, 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 sì. In questo progetto, ad esempio, con Paride, quindi tu sarai, Sì. diciamo, Attore? Perché sarai sei anche attore? un attore teatrale? O ti occuperai solamente della No, parte diciamo, io ho fatto spettacoli teatrali dove ero in scena, per esempio 2 anni fa ho fatto con Pirrotta nel Macbeth, facevo anche delle scene, diciamo, non dove recitavo, però delle scene di movimento. Poi ho fatto le tragedie greche con Mario Mattone, le musiche di Battiato, con Tony Servillo. Insomma, ho fatto diciamo anche Tony cose Servillo. teatrali di un certo livello, però diciamo mai ho recitato, no? Diciamo, E qua non ci ho fatto. ti accingerai nel senso che avendo un grande maestro vicino, dico, Certo. sfrutta Io l'occasione, sono, dico, non io sono a capita tutti i giorni. disposizione del maestro, anche perché Paride è uno che appunto sa tirare fuori l'energia e sa mettere assieme i gruppi. Abbiamo fatto un sacco di lavori assieme ed è stata sempre una gioia e una condivisione collettiva del lavoro. Da Molo Santa Lucia a Macallè, a Cuè, guarda, ne abbiamo fatti veramente tanti. Ed è stato sempre molto bello, per questo appena Paride mi ha detto facciamo questa cosa, figurati. Con Marcello, anche con Marcello per esempio suonavamo assieme con Massimo Melodia, poi abbiamo fatto un bel progetto su Woodstock. Insomma, anche con Marcello abbiamo fatto tante cose. Ma io dico, chi è che, ad esempio, se Marcello dice a me piacerebbe lavorare con quella persona, con quell'artista, chi pensi possa essere la persona che possa dire di no A Paride? a Paride, scusa. Nessuno. Perché Cioè, Paride appena chiama tutti si mobilitano. Guarda, noi stiamo pensando in questa ipotesi di palermitani a modo nostro di avere anche di volta in volta, e qua Gianfabi Production ci deve sostenere, anche un ospite dell'identità nostra siciliana, perché sarebbe meraviglioso, perché sarebbe il segno proprio di una condivisione vera, autentica, vissuta, voluta, perché questo è il momento, per quella che è la storia, ripeto, che stiamo vivendo tutti quanti noi, perché viviamo in un'epoca difficilissima, ma proprio molto difficile, che neanche immaginandola l'avremmo concepita. Basti immaginare che 4 metri tra l'un ombrello e l'altro vanno 1 metro, una banca sì, i piccioli tanti no, tutta una serie di situazioni che sono veramente durissime e che ci spiazzano. In questo momento la cultura, l'arte, lo spettacolo, in tutte le sue forme, perché personalmente io ritengo che la cultura non deve avere paura della risata, non ha paura delle sue forme, perché la cultura è cultura in tutte le sue forme. E ovunque ci sia incontro fra uomini, fra l'umanità, è meraviglioso, soprattutto in questo momento. E allora immaginare che ci sia una voglia autentica, sincera di condivisione è secondo me la cifra necessaria in questo momento, perché abbiamo tutti bisogno di abbracciarci
se fisicamente non è possibile, anche se io lo faccio con gli miei amici, con le persone, io me ne sto contiendo e le abbraccio spesso. Ma io voglio morire così, io voglio morire abbracciato. Bravo, bravo, Ma come si abbracciato, fa? Ma come si abbracciato, fa? perché noi abbiamo bisogno Del contatto, di recuperare quella che è l'identità della semplicità delle cose umane. Noi abbiamo, cioè, il teatro, l'arte, secondo me, nei prossimi anni avrà questo ruolo fondamentale. Il ruolo fondamentale di recuperare quello che è la parte più sincera, più forte, più autentica dell'umanità. E in questo noi possiamo tornare a vivere, tornare a vivere la parola giusta. E, noi ci accingiamo a un'estate in cui sicuramente avremo pubblico con le mascherine, avremo pubblico distanziato, avremo chi avrà la fortuna e l'opportunità di poter stare in luoghi, in location all'aperto, di vedere un pubblico distanziato, perché nei locali al chiuso questo sarà altrettanto praticato, ma diciamo più palese perché eravamo abituati a vedere i teatri in una certa maniera. Allora, tutto questo che appartiene, diciamo, a un tempo presente, ma il tempo futuro, a mio avviso, sarà migliore, perché ognuno di noi ha bisogno di questo, ha bisogno di condividere. È un po' come farsi una grigliata a casa, è un po' come farsi un piatto di pasta con aglio e olio tra amici. La voglia di parlare, di condividere, di abbracciarsi. Tutta roba che in questo momento ci è negata e della quale noi soffriamo Ma infinitamente. noi, a parte la nostra cultura, Paride, lo Tra sai l'altro, benissimo, dico, non noi solo, siciliani penso che abbiamo non solo, ma un discorso è una cosa quando non la vuoi fare tu, una cosa quando non quando la te la puoi fare, impongono, quindi diventa, come dire, molto più pesante da difficile da affrontare, da difficile affrontare. Allora, no, per dire, per dare un senso a quello che sto dicendo, ovviamente con tutti i limiti del mio discorso, perché il mio discorso è un discorso di un piccolo uomo che ha vissuto quello che ha vissuto come ognuno di noi. Però noi abbiamo la necessità di recuperare un rapporto epidermico con l'arte. Noi abbiamo questa necessità perché un popolo senza un teatro, senza uno spettacolo, senza la musica, è un popolo senza anima. Quello che non si è capito in Italia, ma non in Sicilia, ma in Italia, è questo. Noi siamo il frutto dei nostri scambi. Il 60% della nostra cultura deriva dagli scambi che noi ci facciamo quotidianamente. La nostra cultura non è solo fatta di libri e di citazioni, ma è fatta di incontri. Noi impariamo attraverso gli altri e il teatro, il cinema, la musica è questo luogo in cui ognuno di noi si incontra e si arricchisce. Se c'è in una comunità un teatro, un cinema, un concerto, uno spazio dove poter danzare, dove poter pensare, dove poter leggere, siamo handicappati da questo punto di vista, siamo menomati, siamo limitati. Invece, siccome noi cresciamo attraverso lo scambio che abbiamo con gli altri, io questa sera sono felice di aver partecipato alla vostra trasmissione, perché è un segno bello, di condivisione, sarà sul web, sarà quello che è. Sì, Se però lo facessimo magari
immaginiamo di farlo anche live, cioè lo facciamo sia sul teatro. pubblico, in teatro, sia sul web, e quindi uniamo queste energie, queste forze che, se mi sarà possibile, io lo proporrò e lo farò. Ma è questo di cui ognuno di noi ha bisogno in questo momento. Hai Perché perfettamente noi... ragione. Io ti dico solo Maestro, questo. capisci appunto il momento di difficoltà che abbiamo affrontato noi pseudo-artisti. Io parlo con mio fratello di pseudo-artista. Beh, ed è stata la cosa che ci è mancata, che ci manca, il rapporto con il pubblico, il rapporto umano. Per cui questa appunto idea, questa trasmissione, come la vogliamo chiamare, Nasce da un momento di depression time. Vi raccontiamo questo anche con Dario. Noi abitiamo No, ma nella infatti, Dimmi Dario. questa è la nuova frontiera, ragazzi. Sì, io penso è che triste comunque. è triste. Dario, è Io triste, spero guarda. che diventi Sì, già però- vecchia. Però in questo momento è serve. importante. In questo momento è stato infatti. molto importante. E un plauso va comunque a tutti gli artisti, perché dimentichiamo che la quarantena è stata pesante, non dimentichiamo. Ma se non ci fossero state tutte le forme d'arte, di sono comicità, messe in gioco. di cabaret, di musica, di teatro, tutti gli artisti che si sono comunque spesi un'altra volta ancora gratuitamente, perché non dimentichiamo in quante manifestazioni ci siamo prestati. Manifestazioni Io in questo Dimmi. periodo ho avuto appunto anche una volta con Parida abbiamo avuto una discussione proprio su questo fatto, e anche con amici artisti che dicevano: ah, ma perché tu sai tutte queste cose? Noi dovremmo stare zitti perché siamo sempre considerati poco di qua di là. Ho detto: ma io se non faccio queste cose ce muoio, io ho bisogno di fare per sentirmi vivo. Io mi sono messo a casa con i miei figli, con la mia compagna, abbiamo fatto un gruppo che si chiamavano I Quarantena. E abbiamo fatto delle cose, cioè non è che i miei figli sono, mio figlio uno fa il rapper, l'altro studia farmacia però suona il batto, la mia compagna è una molto intonata, e ci siamo messi là e per passare il tempo abbiamo fatto delle cose, ed è stato secondo me una cosa bellissima, perché proprio ci siamo dati. Ed è stato Per cui meraviglioso, diciamo, ma questo infatti... periodo per me è stato un periodo molto creativo, con appunto tranquillità, che facevamo le cose con i nostri tempi, senza l'assicutamento di dover fare la cosa perché c'era lo spettacolo. Allora tranquilli, ci mettevamo qua, facevamo le prove, poi ci mettevamo nel salotto, ci riprendevamo e mettevamo la cosa su Facebook. Però è stato divertente, è stata una bella cosa. Allora, in mezzo a tutte le cose brutte che sono successe, diciamo che per chi ha avuto la fortuna di godersi un po' la famiglia, di stare condividere le cose con i propri figli, o comunque partecipare, condividere, Sai, appunto, oggi l'Istat ha detto che la quarantena ha unito la famiglia a tavola, cioè significa che di base ognuno mangia per conto suo, vive la sua vita per conto suo. Sì, guarda perché il lavoro, la fretta, la frenesia, come dire, avevamo perso di vista un po' alcuni punto punti, di riferimento, alcuni riferimenti. Ma malgrado questo, dico, è servito, spero ci serva da lezione, spero possiamo condividere sempre, stare sempre un po' di... Purtroppo non sarà così, perché ci ritroveremo di nuovo a sbatterci da un posto all'altro purtroppo questa quarantena non mi sembra che non sia servita a niente. Stiamo riprendendo come prima la nostra dimensione frenetica della vita. Allora, io la penso, diciamo, nel rispetto di ciò che sta dicendo Dario, nell'immediato sembrerebbe così. Sembrerebbe così. Perché la razza umana è noi umani siamo molto complessi. Però ciò che è accaduto, secondo me, in qualche modo ha dato qualcosa in ciascuno di noi, e quello che ha, diciamo, trasmesso è il senso del valore delle piccole cose. Qualche giorno fa ero insieme a Salvo Ficarra, chiacchieravamo, e una cosa che mi ha colpito di Salvo è stata, diciamo, a me tutto sommato questa quarantena mi piace io,
perché ha avuto modo di stare con la sua famiglia, ha avuto modo di riscoprire delle cose dalle quali noi in qualche modo eravamo stati distratti, O ci eravamo allontanati ci eravamo allontanati dalle cose Allora, essenziali. dalle essenziali. Certamente, diciamo, i passaggi non sono immediati, né lo possono essere, perché in questo ha ragione Dario, perché cioè, guarda, in fondo sembrerebbe che a volte il mondo non abbia capito, o quantomeno noi non abbiamo capito per essere più giusti, O facciamo finta perché di non capire, maestro. o facciamo finta di non capire. Però cosa che a mio avviso sbagliare, però è quello che penso, inconsciamente in qualche modo qualcosa è stata seminata dentro di noi, perché in questa dimensione di quarantena abbiamo compreso noi anche il valore dell'essenzialità, cioè ci sono alcune cose che per noi sono importantissime, sono fondamentali, e altre cose che pur essendo importanti non sono fondamentali. Questo noi l'abbiamo intuito, ma faccio un esempio banale per essere chiari. Io amo lo sport, amo il calcio, lo seguo, e improvvisamente si è fermato il calcio. Allora ho capito pure che senza calcio io posso continuare a vivere. Io come tanti. Se c'è il calcio è molto meglio, perché ritorno alla vita che conoscevo, alla vita che praticavo, alla vita alle cose che ciascuno di piacciono. noi praticava. E sono delle cose che piacciono, così come... Però l'essenzialità, il capire che l'essenzialità è fatta, cioè nelle situazioni estreme, perché ovviamente non possiamo accettare il concetto che l'estremità sia la regola. L'estremità è l'estremità, siamo in una dimensione estrema e quindi facciamo buon viso a, diciamo, una situazione Diciamo che si può fare che a dobbiamo meno di subire. tantissime cose. Si può fare a meno di tantissime cose, e nello stesso tempo il fare a meno di tantissime cose ci fa capire anche il valore delle cose alle quali noi facciamo a meno. Certo, certo. Perché come dice anche il Vangelo, non di solo pane vive l'uomo. E questo è, come dire, è una luce che si apre nell'umanità. Perché noi abbiamo la necessità di sopravvivere, ma abbiamo anche la necessità e il buonsenso di vivere, non solo di sopravvivere. Perché nella dimensione della sopravvivenza noi accettiamo l'estremità, ma nella dimensione della vita, che è fatta di tanti colori, di tante luci, di tante energie, abbiamo anche il bisogno di condividere queste cose. Quello che noi dobbiamo imparare è di avere rispetto di questo altro, di questo terzo, che in un primo momento ci sembrava dovuto, ci sembrava certo, inevitabile, cioè ce lo dovevano, e invece non è così. Quindi va tutelato, va rispettato, va amato, così come il nostro mondo, il mondo dello spettacolo. La gente che è stata in quarantena ha vissuto momenti di evasione grazie a quello che si è fatto, come quello che diceva anche Dario prima. Io con i miei figli, con la mia compagna, io avevo la necessità di esprimere qualcosa, e c'era chi mi seguiva, ed è meraviglioso, è bellissimo. Certo, E certo. questo è il senso del nostro lavoro. Quando noi riusciamo agli altri e riusciamo a condividere, questa è la bellezza. Tutto quello che è accaduto, se non fosse accaduto
questo è il mio pensiero, probabilmente non avremmo dato il giusto valore a queste cose. Nell'immediato, questo perché molti pensano adesso è finito tutto, clinicamente il coronavirus non c'è più, alle nostre e non è vero, perché ancora noi quando andiamo per strada noi vediamo la gente con le mascherine, noi respiriamo e viviamo un'indifferenza, noi viviamo un'indifferenza affettiva e questo non è un bene per noi, per nessuno di noi. Però quello che ci è accaduto è una bella lezione di vita, i cui risultati forse non nell'immediato, perché è troppo presto per capire, cioè una lezione va memorizzata, va, come dire, in qualche modo dobbiamo farla nostra, interiorizzarla e poi trasmetterla e viverla, perché non sono le parole, sono i fatti, sono le nostre esperienze, sono il nostro modo di fare e di agire che poi creano le dinamiche diverse. Certo. Io penso, e poi mi fermo perché ovviamente ciò che dico è un frutto del mio pensiero e sarà così e se è così, però è quello che io penso. Io credo che i prossimi tempi saranno dei tempi difficili, però come sempre accade nella storia e come sempre è accaduto nella storia della umanità, i tempi difficili sono stati anche i tempi che hanno seminato una crescita generale, non personale, ma generale. E quando c'è una crescita generale è anche una crescita personale. Questo io penso. Accadrà con un tempo lungo. Con un tempo lungo. Diciamo che la nostra prova per fare, diciamo, un esempio che è vicino al nostro mondo è come se questa prossima estate fosse una prova generale noi. Noi quando vediamo capiremo un po' di più nell'autunno prossimo. Certo, questo è quello che penso, ovviamente augurandoci il meglio per tutti noi. Ma la cosa importante è uscirne presto di questa storia. Questo sicuramente. È ovvio che non ci saranno, come dire, all'inizio non sarà tutto rose e fiore perché molte cose sono cambiate, ma speriamo che si possa tornare, non dico come prima, ma io posso dire meglio di prima. Ma meglio di prima. Ma chi lo sa, potrebbe anche accadere una ipotesi del genere, perché per esempio ciò che è accaduto al mondo ha fatto luce su una categoria degli artisti che in altri paesi europei un po' più sviluppati sono più tutelati, ma la nostra categoria è una categoria veramente sfigata, cioè, non c'è dubbio su questo. Possiamo dire scusa Messo, possiamo dire che è l'unica volta che non siamo invidiati come artisti? Sì. Esatto. Però è anche vero che in questa dimensione qui c'è l'opportunità di immaginare nuovi scenari. C'è l'opportunità che tutto diventa normale. Io oggi, per esempio... Ma la normalità, scusami Dario se ti dico, la normalità è quello che ci ha portato in questa dimensione. Allora io non mi auspico personalmente un ritorno alla normalità di un tempo passato. Io mi auspico un ritorno a una normalità che sia una crescita. Certo. Perché ti dico, in questo momento, per quelli che sono i miei contatti, le mie conoscenze e quant'altro, nel mondo nostro dello spettacolo, regna una destabilizzazione, un smarrimento che è inevitabile,
è quasi naturale, perché nessuno sa che cosa, come si andrà a fare, come si potrà fare, è tutto E, da e verificare, quando perché in soprattutto? questo momento c'è ancora questa spada di Damocle del coronavirus che ha in qualche modo Condizionato. realmente creato morti, sofferenze, dolori e noi non possiamo nasconderci. Noi ne prendiamo atto, siamo quei fortunati che oggi parlano, possono progettare, discutere, possono dire tutta una serie di cose. Ma la verità è che tutto questo nelle nostre immaginazioni non era neanche concepito, cioè la realtà ha superato l'immaginazione di ciascuno di noi. Allora il nostro compito, secondo me, per quelli che sono, diciamo, gli addetti al spettacolo, alla cultura, all'attività, è quella proprio di favorire, immaginare un'ipotesi seconda, un'ipotesi nuova del valore della comunità. Cioè il valore di chi deve condividere nuove ipotesi progettuali di vita attraverso ciascuno di noi, verso la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, l'arte, la poesia. Ciascuno di noi dà il proprio contributo con la propria onestà intellettuale, di artista, con tutti i limiti che ciascuno di noi ha. Però questo, secondo me, ci farà crescere e ci farà condividere, perché quando noi esprimiamo soltanto giudizi nei confronti della vita e cioè criticare è la cosa più facile del mondo. Ci sediamo e critichiamo, è tutto è Facilissimo, così, è così, facilissimo. è facilissimo. Maestro, Cioè è la cosa scusa, più facile del mondo. maestro, Ma invece no- proporre, condividere è la cosa più difficile, perché è attraverso gli esempi, non attraverso le parole, è attraverso gli esempi, attraverso quello che noi facciamo, attraverso il nostro impegno quotidiano, perché ogni giorno è un giorno trovato. In questo momento difficile è quello che noi dobbiamo fare, perché nessuno di noi saprà quanti giorni abbiamo a disposizione, però quando abbiamo la fortuna di avere dei giorni a disposizione, di saperli usare, di saperli adoperare. E in questa luce ritorna al discorso che ci riguarda dello spettacolo. Io dico, ognuno di noi mette dentro anche sulla scena ciò che ha dentro. Questo ha un valore per la gente, perché poi la gente non è stupida, la gente ha molta più intelligenza di noi, la gente sa riconoscere ciò che ti tocca al cuore. Ci sono espressioni, valori, di cose che noi diciamo nella nostra vita e che ci arrivano. Perché ci arrivano? Perché parlano un linguaggio che è più, diciamo, terzo. È un linguaggio un poco che parla all'anima, al cuore, alla mente, a tutti gli elementi, diciamo, di cui è in possesso l'essere umano. Questo è l'arte, secondo me. Questo è il spettacolo. Maestro, Questa è la capacità che noi abbiamo. noi dobbiamo chiudere, ma prima di chiudere volevamo lanciare appunto questo messaggio. Vuoi dare proprio l'ultimo input allo spettacolo che state preparando, a quello che state creando assieme agli altri artisti, in modo che lanciamo già questo messaggio al nostro pubblico, ai nostri fans, A quelli che vedranno la a quelli puntata. che verranno a vedervi, per auspicare appunto un mondo migliore, una giornata, sicuramente un giorno anzi migliore di quello che stiamo passando per ora. Vogliamo ricordare il titolo e tutto. Questo Sì, è un auspicio che noi ci facciamo tutti quanti. Ricordiamoci che è insieme che noi facciamo le cose. Perché se ciascuno di noi fa qualcosa, allora insieme possiamo fare molto, diceva padre Pino Puglisi. certo, maestro. Allora noi nel nostro piccolo abbiamo immaginato e dato questo spettacolo cui titolo è Palermitani a modo nostro, in cui raccontiamo le nostre vite umane e le nostre vite artistiche, che si incontreranno
diciamo, il favore del pubblico, noi ne saremo felici Ma questo e sicuramente. noi andiamo in scena, diciamo, della serie Noi altri chi ci siamo, eh, Ma tutto buono e in benedetto. questo senso, sul fatto che mi avete detto che comunque che non avete provato, che cercherete di mettere insieme tutte le componenti, le esperienze, le vissute comunque artisticamente anche separati, mi fa immaginare uno spettacolo interattivo e da questo punto di vista anche imprevedibile, quindi che può suscitare anche ilarità e divertimento fra di voi, dico perché magari Sai, Maurizio, Soprattutto, Maurizio, sicuramente, dico sicuramente questo periodo che abbiamo vissuto sarà dentro lo spettacolo, per forza, perché Per forza. è una cosa che ci ha segnato a tutti, per cui dentro lo spettacolo ci sarà la quarantena, ci sarà quello che abbiamo vissuto in questo periodo. È Ma io chiaro, penso una no? cosa, Valide. maestro, penso una cosa, che chi verrà alla giusto, prima, giustissimo. chi verrà alla prima, verrà anche alla seconda, alla terza, perché non sarà mai lo stesso spettacolo, perché non c'è un copione Bravo, fisso, bravo. scritto, per cui di conseguenza uno può venire tutte le volte e vedere uno spettacolo sempre diverso da quello che ha visto la sera di prima. l'unica cosa che mi dispiace questa sera è non poter dire andiamo a vedere Palermitani a modo nostro dal 7 giugno a... vabbè. Questa è l'unica cosa Bravo, che mi dispiace, però bravo. la cosa bella è questa, che comunque non vi siete demoralizzati, non vi siete arreso, non ci siamo. In questo senso ci mettiamo anche noi, perché noi abbiamo vissuto un periodo difficile in questa quarantena, noi abitiamo sopra e sotto, non ci siamo visti per 70 giorni, forse l'ho detto la puntata precedente, ed è stata una cosa tristissima. Per un attimo abbiamo mollato, ma poi abbiamo detto no, non possiamo abbandonare tutto. Quindi il motivo anche di questo programma, che può sembrare una cosa semplice, una cosa stupida, ma parte proprio dalla voglia di non arrendersi, di non entrare in depressione, di crederci, di provare Ma una cosa comunque certa a portare è- ancora avanti l'arte. Noi maestro non siamo giornalisti, per cui ci scusate se eventualmente non teniamo i tempi Se del abbiamo fatto qualche giornalismo gaffe, o qualcosa... qualche gaffe. Però la cosa che appunto ci ha portato a fare questa cosa è la voglia di uscire fuori, di fare capire agli altri che ci siamo ancora, che non possiamo lasciare... Non Guarda, possiamo mollare. Io mi pieno di gratitudine nei vostri confronti. Ma non lo devi neanche Perché- dire. Non lo devi neanche Perché dire. no, ve lo dico con tutta la sincerità di cui la mia anima è capace di possedere. Perché questo vostro target, questa vostra idea, questa vostra voglia di parlare comunque al mondo, la ritrovo veramente eccezionale, bella, sincera, autentica e piena di scaglie di verità. Vi auguro tutta la fortuna del mondo e quando vorrete ricontattarmi e ricontattarci, noi saremo felici di poter dare il nostro Sicuramente. piccolo E contributo. noi saremo a felici di questa essere cosa. alla prima, ma soprattutto, oltre ad essere alla prima, di venire a svitare i tuoi limoni Bravo. a Balestrate, no? Speriamo di vederci presto, di abbracciarci, prenderci una bella granita con Ecco, una bella con la con lo brioche. tuppo, come si suol dire, e perché vuol dire Siete che... bravi ragazzi, siete Grazie, bravi. maestro. Grazie, Io maestro. vi Grazie apprezzo a voi. ancora di più. Grazie per averci Grazie. dato questa grande gioia, questo grande piacere di... Non ci siamo mai, come dire... Cimentati. No, cimentati in termini No, quasi cimenta- da no, muratore, da cimentate- muratore. No, cimentate no, dai Maurizio. Cimentate ci sta, Sì, cimentate sì, ci sta. cimentati no. Grazie per Cimentate, il rullante. Grazie un per il cimento si rullante. ebbe, picciò. Un cimento si ebbe. Sempre, sempre. Allora che dire, Maurizio? Grazie Noi per la fiducia. ci ringraziamo. Ci vediamo presto. È un'occasione, ringraziamo Ciao anche- Dario, sei simpaticissimo. Ciao, 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 Grazie ciao, per il Paride. rullante. Sì. Grazie per il rullante. Grazie del CD. A buon rendere, Dario. Buonanotte, ci vediamo presto. Allora, Maurizio, Ciao. noi non vogliamo Ciao, ciao. dimenticare Alessandra Salerno che è stata con Sì, noi. salutiamo Dario tutti gli Solis, ospiti. Paride Benassai, Marcello Mandreucci e poi
dobbiamo ricordare anche Radio Prima di Liegi, Sì, salutiamo tutti gli ascoltatori in Belgio. Radio Studio Delta Web. Da questa sera si è aggiunta anche questa nuova radio, quindi si allargano ancora Anche i nostri 20 ascoltatori. service, anche 20 service che Eventi- dà la possibilità di Certo, poter realizzare che, questo che nostro da casa, cioè impressionante. Ma come può fare una la persona? tecnologia, Maurizio, ormai la tecnologia è andata è avanti. impressionante, è Noi siamo rimasti fermi nella quarantena, ma noi siamo più avanti, cioè, capito? Sì, perché noi mentre Noi a eravamo- casa facevamo le pizze, mangiavamo, cantavamo Eh. dal balcone, la Eventi Service Studiava, studiava nuove tutto- forme. Possiamo dire che almeno 60 giorni di lavoro c'è dietro a questo programma? Ma io anche 61 direi, 61? sì, perché la notte l'ha pensata, Lo sai, poi ogni dalle volta che chiamo alla Eventi? alla Eventi, sto lavorando al progetto, sto creando questa cosa, sto facendo... Sì, perché anche architetto, quindi non Come dimentichiamo- architetto? è uno che lavora ai progetti. No, Maurizio. Comunque, Va bene. ringraziamo tutti quelli che ci hanno visto. E anche quelli che non ci hanno visto, quelli che lo faranno, noi vi diamo la buonanotte. 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 Ma- Spero che lo salu- capirà la saluta- regia. saluta- Buonanotte. Buonanotte.